Ci siamo attivati subito appena avuto la notizia attraverso il nostro medico sociale che ci aveva detto di fare le stesse cose che dopo ci ha detto di fare l'ULSS. L'ULSS ci ha convocati e hanno voluto fare la profilassi, ho radunato tutti i contatti che aveva avuto nelle ultime 48 ore, perciò dal venerdì sera. Nell'arco di una domenica la mobilitazione è stata generale e la risposta dei compagni di squadra del The Team Riese immediata. Oltretutto abbiamo sanificato anche gli ambienti della palestra perché abbiamo dei sanificatori all'interno e ripeto, siamo qua che aspettiamo purtroppo le notizie dall'ospedale di Bassano. Sono stato da trovare il ragazzo, l'ho visto dalla finestra, ero là con i genitori che ci hanno spiegato per filo e per segno tutto ciò che è accaduto e con grande forza, con grande stato d'animo, tanto che ci siamo veramente, tutti quelli che erano là erano tutti commossi e ci siamo abbracciati perché veramente è una cosa grave per noi. Ci stringiamo forte alla famiglia, l'amministrazione comunale è in stretto contatto sia con l'associazione del basket che con l'ULSS, quindi direi di non forzare allarmismi e di sperare in un miracolo. Insomma. Siamo scioccati e preghiamo per lui. Il 17enne militava nel The Team da qualche mese, ma già aveva conquistato l'intera formazione. Ora tutti fanno il tifo per lui, anche se la speranza si fa sempre più flebile. Era arrivato quest'anno come giovane, però si era fatto subito ben volere da tutti. Un ragazzo, un leone, una forza della natura, che però ha avuto la sfortuna di incorrere in questo dramma. Ieri in palestra era una cosa molto toccante. Penso che mi commuovo ancora adesso perché è stato molto difficile accettare, perché alla fine ogni giocatore fa parte della nostra famiglia e siamo veramente una grande famiglia.